Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Continua questo nostro viaggio attraverso il Veneto per conoscere i prodotti a denominazione, i prodotti DOP e IGP del Veneto. Sono tanti e ogni settimana dopo settimana stiamo venendo avanti per conoscerli. Quest'oggi approdiamo sull'altopiano di Asiago per conoscere il formaggio Asiago DOP e proprio per questo siamo in collegamento con il presidente Fiorenzo Rigoni che ringraziamo innanzitutto per essere oggi qui con noi. Grazie a voi. Buongiorno Presidente, le chiedo subito perché il formaggio Asiago DOP è così conosciuto nel mondo? L'altopiano di Asiago è probabilmente il più grande comprensorio di malghe che esiste sull'arco alpino e la tradizione dell'Asiago DOP è veramente grande. È prodotto in un territorio che va da tutta la provincia di Vicenza, tutta la provincia di Trento, una parte della provincia di Padova e di Treviso e negli anni, nei secoli direi, è sempre stato un prodotto di eccellenza della gastronomia sia veneta che italiana. Sì, senta, noi adesso ci interrompiamo un momento perché ci vediamo una scheda tecnica per conoscere un po' più da vicino questo eccezionale prodotto e poi ritorniamo in studio. Prego, regia. Nell'altopiano di Asiago, già attorno all'anno 1000, si produceva un formaggio ricavato dal latte ovino. Verso il 1500 però le pecore lasciarono il posto ai bovini ed è proprio da quell'antica lavorazione del latte vaccino che ebbe origine la tecnica casearia che ancora oggi si conserva nelle numerose malghe presenti sull'altopiano. Il formaggio Asiago DOP viene prodotto in provincia di Vicenza, in due zone confinanti delle province di Padova e Treviso e nella provincia autonoma di Trento. L'Asiago DOP è un formaggio a pasta semicotta prodotto in due tipologie. L'Asiago pressato, derivante da latte intero, presenta un sapore dolce e delicato, e l'Asiago d'allievo, prodotto con latte parzialmente scremato, che ha invece un sapore più deciso. Anche la commercializzazione del formaggio Asiago DOP presenta più tipologie. Asiago DOP pressato, con eventuale aggiunta della dicitura fresco. Asiago DOP d'allievo, con possibile aggiunta dell'indicazione stagionato. Nelle etichette dello stagionato possono essere riportate anche le diciture mezzano, stagionatura da 4 a 6 mesi, vecchio, stagionatura da 10 a 15 mesi, stravecchio, stagionatura oltre i 15 mesi. Alle due tipologie può essere aggiunta la dicitura prodotto della montagna per il prodotto lavorato in territorio montano. Bene, rientriamo in studio, siamo in collegamento con il presidente del Consorzio di tutela del formaggio Asiago DOP, Fiorenzo Rigoni, stiamo facendo questa nostra chiacchierata per conoscere un eccezionale prodotto, un formaggio, uno dei formaggi più noti in Italia e direi nel mondo, il formaggio Asiago DOP appunto. Presidente, diamo un po' di numeri. Quanto formaggio è stato prodotto? Quante forme di formaggio sono state prodotte nel 2020? Nel 2020 sono state prodotte in tutto 1.733.000 forme di Asiago DOP, suddivise in Asiago DOP fresco e in Asiago DOP stagionato. Il fresco sono 1.427.000, mentre lo stagionato siamo a 306.000 forme. Quanti sono gli allevatori che conferiscono il latte che poi diventerà formaggio Asiago DOP? Beh, i nostri allevamenti sono circa 1.300, suddivisi su 4 province, Vicenza, Trento, Padova e Treviso. E questi 1.300 allevamenti conferiscono il loro latte a una quarantina di caseifici, tra caseifici e malghe, e abbiamo anche
una rete di stagionatori, quindi c'è una filiera abbastanza importante. Come io immagino che il latte prodotto in montagna sull'altopiano di Asiago abbia delle qualità anche organolettiche migliori rispetto al latte prodotto negli allevamenti, questo me lo dica lei. Però com'è che poi viene destinato ai diversi formaggi che poi diventeranno formaggi Asiago DOP? Sì, diciamo che il latte dell'altopiano di Asiago viene prevalentemente messo a produzione dell'Asiago DOP prodotto della montagna. Quindi l'Asiago DOP è stato la prima DOP europea ad avere questa menzione aggiuntiva, cioè la possibilità di marchiare a fuoco prodotto della montagna, che deriva da un disciplinare particolare molto rigido. Praticamente tutto il latte deve essere munto al di sopra dei 600 metri, lavorato al di sopra dei 600 metri, trasformato e anche stagionato al di sopra dei 600 metri. Poi ci sono delle restrizioni anche dal punto di vista della stagionatura, che generalmente è un po' più lunga, e anche dal punto di vista dell'alimentazione delle bovine. Adesso su tutto il disciplinare, su tutta la produzione Asiago DOP, ad esempio, è vietato l'uso dell'isottima, quindi si va verso una maggiore sostenibilità, cioè andare a consumare foraggi del luogo, valorizzando tutto quello che è la produzione locale veneta di foraggi. Parlavamo prima in apertura che è un formaggio conosciuto in tutto il mondo. Quali sono i mercati di sbocco dell'Asiago e i principali paesi esteri di esportazione? Sì, i principali mercati sono la Svizzera, la Francia, la Germania, gli Stati Uniti, però stiamo crescendo molto molto bene nel Messico e in Giappone. Si parla spesso in questi giorni proprio della questione Nutri-Score, cioè del semaforo, delle etichette a semaforo, no? Quindi per il rosso i prodotti che in teoria non vanno bene, il giallo così e così, e i verdi invece i prodotti consigliati. Come la vedete voi questa questione? Beh, è una questione assolutamente contraria a tutti i principi anche dell'Unione Europea, che tutela le denominazioni geografiche in tutto e per tutto, e con queste etichettature non si tiene conto che in una alimentazione sana non è che si vada a mangiare un etto di formaggio, se ne mangerà 30-40 grammi. Quindi non si tiene conto del complesso della dieta normale. Certo. Presidente, io la ringrazio, abbiamo concluso davvero il nostro tempo a disposizione. Ricordo che abbiamo fatto questa chiacchierata con il Presidente Fiorenzo Rigoni, che è il Presidente del Consorzio di tutela del formaggio Asiago DOP. Il nostro viaggio tra le DOP e le IGP del Veneto continua, quindi seguiteci, ogni settimana un nuovo prodotto. Grazie Presidente, arrivederci a tutti quanti alla prossima occasione.